Cagliari va incontro all'ennesima grande delusione, stavolta si fa raggiungere al 93esimo dopo una partita condotta per 60 minuti con autorità e convinzione, ma poi piano piano lasciata andare all'avversario, mettendo in mostra le stesse difficoltà che aveva incontrato anche con il precedente tecnico Semplici. Cragno disperato, non riesce più a incidere, travolto dagli eventi e sempre incolpevole, con il rischio di sentirsi del tutto inutile. Cáceres stoico, si vede che non è in forma smagliante, ma si applica per ottenere il massimo risultato. Suo il delizioso assist e l'eroico tentativo di evitare la beffa. Godin in panne, vale il discorso di Cragno, dovrebbe essere il faraone della difesa e invece uno scriba, come altri, che mette a tabellino la serie negativa. Carboni, travolto dagli eventi, fa tutto quel che è nelle sue possibilità, stavolta esce prima della disfatta, ma vive comunque davvero patriota. Altare senza voto. Nandez ingabbiato, il suo ruggito dopo il gol, a voler sottolineare che lui non si tira indietro, al di là dei guai di immagine che gli procura il suo Betancourt, lotta sempre e comunque e vorrebbe far vincere il Cagliari. Strootman in riserva, un trattore a centrocampo affidabile e robusto, ma quando la benzina finisce non riesce più a reggere il passo e il centrocampo accusa il calo. Grassi senza voto, De Iola spossato, corre in lungo e in largo per dare una mano a chiunque, una beneficenza che però ha un fondo: quando le energie iniziano a mancare viene meno anche la lucidità e non c'è chi lo possa sostituire. Zappa volitivo, l'impegno non manca mai, corre e si dimena, i limiti ci sono tutti, ma è giovane e merita di essere aspettato, come lo meriterebbero tutti i prodotti del vivaio. Marin incolpevole, in questo momento il fallo del Cagliari, nella transazione non c'è nessuno come lui, purtroppo non ha 8 polmoni e paga la fatica, Biancu sarebbe stato la giusta staffetta. Lico Iannis, insofferente, vorrebbe spaccare tutto, ma purtroppo per limiti della squadra e non solo suoi non si riesce ad uscire dal tunnel, ma per temperamento è un esempio. João Pedro, disorientato, vorrebbe guidare tutti alla vittoria, ma si accorge che la coperta la tira da una parte e scopre l'altra. Paga una prioritaria ricerca difensiva, dalle sue parti pochi palloni. Keita Balde, esplosivo, mentalmente c'è, tecnicamente pure, i rifornimenti sono pochi, ma lui con Joao tentano di valorizzare anche le perline, gran colpo di testa e grande grinta. Pavoletti, convalescente, si vede che non è la solita tigre, difficile capire se per mancanza di condizione o mancanza di fiducia, i suoi gol e i suoi colpi di testa mancano al Cagliari come il pane. Mazzarri, piagnucolone, non può sempre solo dare le colpe agli altri, non va bene, la squadra già è depressa, se la fa sentire mal preparata e con scarse risorse induce alla depressione o alla ribellione.